Siamo con Liborio Gaziano, neosindaco di Santa Elisabetta. Sindaco, una vittoria che è il completamento anche di un suo impegno al Comune dopo 10 anni di Presidente del Consiglio. Sì, una bellissima vittoria. È già da 10 giorni che siamo al lavoro per risolvere le problematiche della nostra cittadinanza. Una settimana fa ho già nominato l'aggiunto, ho nominato il vice sindaco e quindi cercheremo in tutti i modi di risollevare le sorti del nostro paese. Una giunta tecnica formata da gente esperta che ognuno ha scelto il suo incarico? Sì, una giunta civica con uomini di destra, di centro e di sinistra, una giunta che si occuperà soprattutto del bene di Santa Elisabetta, una giunta che ha fatto sin dalle prime battute le scelte in maniera collegiale e seria. Ecco, quali sono le emergenze su cui lavorerà Santa Elisabetta? Sin da subito abbiamo affrontato l'emergenza idrica, un'emergenza che è un'emergenza della regione siciliana. Cercheremo in tutti i modi di risolvere la problematica nel miglior modo possibile. Il bilancio? Finanze, bilancio, qual è la situazione del Comune? Il bilancio è una situazione buona, approveremo entro i termini di legge in giunta il bilancio di previsione. So che sta lavorando a dei progetti come ad esempio il parcheggio annesso alla struttura polivalente sportiva e tante altre. Sì, approveremo la prossima settimana in giunta un progetto esecutivo di circa 60.000 euro per un parcheggio che riguarda soprattutto il campo di calcetto, l'area sportiva, per recuperare appunto un'area che è alquanto degradata. Sindaco, ecco, una cosa è essere Presidente del Consiglio, una cosa è essere Sindaco. Con quale spirito sta affrontando l'impegno di primo cittadino? Due cariche completamente diverse, due cariche bellissime, sono le due più alte cariche che esistono nel Comune, ma sono due cariche di responsabilità completamente diverse. Sono entrato in punta di piedi, come sono entrato 10 anni fa, cercando di risolvere i problemi delle persone e mettendomi a disposizione H24 dei miei concittadini. Santa Elisabetta è anche un centro, per l'accoglienza. Gestite una comunità tramite l'associazione Cometa? Sì, proprio oggi appunto si sta svolgendo nel nostro campo di calcetto il torneo. È il primo evento estivo, un evento meraviglioso dove vede i ragazzi del nostro centro fare un triangolare. Santa Elisabetta sin dal 2009 è il paese dell'accoglienza, è il paese dell'integrazione. Questi ragazzi sono veramente dei bravi ragazzi che si impegnano anche nel sociale e per il nostro comune.